Il blitz è scattato nel pomeriggio. 42 unità fra uomini in divisa e in abiti civili appartenenti a polizia, carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza hanno battuto le zone considerate a rischio fra Mestre e Marghera. Una maxi operazione del controllo del territorio che continuerà anche nei prossimi mesi. Le aree interessate sono quelle che noi riteniamo a maggiore rischio riguardo allo spaccio, soprattutto di stupefacenti, quindi la zona di Via Piave e dei parchi e giardini cittadini, ma non solo queste, perché ovviamente quello che è importante per il cittadino veneziano, mestrino in particolare e di Marghera, è la percezione della sicurezza che può essere data con la presenza sul territorio delle forze di polizia. I parchi ed i giardini sono stati circondati e controllati, non solo Via Piave, ma anche tutta la periferia nord-est di Mestre e le aree verdi, così come a Marghera è stato controllato il Parco Emmer. 146 persone sono state fermate e controllate, 4 denunciate in stato di libertà, 3 cittadini rumeni per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e un kosovaro per non aver ottemperato invece all'ordine di lasciare il territorio nazionale. 4 persone sono state espulse, non solo, ma sono stati sequestrati 147 grammi di droga fra hashish e marijuana. Ma non sono mancati controlli stradali con 2 contravvenzioni. Durante i controlli, tra l'altro, sono state utilizzate anche le unità cinofile. Controlli, ha spiegato il questore, che continueranno anche nei prossimi mesi. Il nostro obiettivo, ha detto, è di fare questi servizi in maniera metodica e continuativa.